Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ci ha scritto dicendo che il Ministero delle Finanze per le emergenze accadute nel 2019 e nel 2020 non ci sono fondi, quindi non sono finanziabili. Piove sul bagnato. Dopo l'emergenza maltempo arriva una doccia gelata sui cittadini che hanno subito danni da calamità naturali negli ultimi 2 anni. A quanto pare, infatti, il governo non avrebbe le risorse disponibili per ristorare le vittime. Sono molto preoccupato, nonostante le rassicurazioni di qualche rappresentante del governo. Anche Vicenza, Longara e Torri di Quartesolo sono interessati alla partita degli indennizzi. I cittadini delle zone colpite a dicembre dall'esondazione della Roggia Caveggiara, su cui si era riversato il fiume Tesina, hanno ancora le case coi segni dell'acqua e del fango, auto rovinate, scantinati e garage completamente distrutti, danni per centinaia di migliaia di euro. In questo momento non sono stanziati dei fondi, ma possono essere stanziati più avanti e faremo le doverose pressioni perché questi soldi vengano stanziati e destinati alle opere importantissime per la sicurezza. Stiamo sollecitando perché noi riteniamo che nel momento in cui il governo dichiara lo stato di emergenza nazionale, come è giusto che sia e come è previsto dalla normativa nazionale, poi devono conseguire anche i ristori e i fondi, e quindi su questo non molliamo la presa.